Per iscriversi in un istituto comprensivo di Fossò e Vigonovo c'è bisogno di un modulo e specificare se si è rom, sinti o camminanti. Scoppia la polemica, il dirigente si difende, nessun atto discriminatorio, modulo destinato agli uffici. Un tavolo tecnico in regione per stabilire la paternità delle sorgenti del Piave dopo il passaggio di Sappada in Friuli Venezia Giulia. Restano nel Veneto, dice il governatore, chi dice il contrario sbaglia. Il segretario di Stato Vaticano, Monsignor Pietro Parolin, oggi a Chioggia, tra i temi trattati anche l'autonomia e i migranti, in entrambi i casi mai far venire meno il principio di solidarietà. Incubo in casa per una donna e la figlia di 10 anni chiuse dal marito e padre 51enne accusato di maltrattamenti, si è poi messo al volante ubriaco schiantandosi contro un albero. Commozione questa mattina a Marghera per l'ultimo saluto a Marianna Serena Angelo del Carnevale di Venezia 2015, scomparsa a 24 anni per una emorragia. Fuga di gas, esplosione nel pomeriggio nella sacrestia di una chiesa a Veggiano nel Padovano, intervento dei vigili del fuoco, fortunatamente nessun ferito. Ruba l'estintore a scuola e spruzza la schiuma sui passanti, la bravata di fine anno scolastico è costata cara a uno studente di Vicenza. Un gattino lanciato dal finestrino di un'auto in corsa cade a Bassano del Grappa, l'appello della donna che lo ha salvato. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antenna 3, edizione regionale dei nostri telegiornali. Partiamo dunque da quello che è diventato un vero e proprio caso. Per iscriversi all'Istituto Comprensivo Corner di Fossò e Vigonovo c'è bisogno di un modulo per specificare se si è rom, sinti o camminanti. Monta la polemica, il dirigente scolastico Carlo Marzolo si difende, non è nessun atto discriminatorio, dice, ma un modulo destinato ai nostri uffici. I bambini rom, sinti e camminati, se vogliono iscriversi all'Istituto Comprensivo Corner per il nuovo anno scolastico, devono compilare un modello dichiarando la provenienza di origine. Un foglio A4 da consegnare alle famiglie e che ha sollevato un vespaio di polemiche, tanto che per ora di pranzo il dirigente della scuola di Fossò, Carlo Marzolo, visto il putiferio, si affretta a lasciare sulla homepage dell'istituto una nota spiegando l'equivoco. Nessuna discriminazione, recita il comunicato, ma si tratta di documentazione per uso interno e saltuario. Ma nel frattempo la notizia comincia a fare il giro del web e il dirigente finisce sotto accusa. Montano le polemiche politiche. Paolo Benvenu, segretario di Rifondazione Comunista, attacca il dirigente scolastico parlando di pura follia nel consegnare quel documento. Naturalmente questa è una richiesta che non può essere fatta, perché è contraria alle leggi vigenti, non si possono censire dei bambini su base etnica, al di là delle intenzioni con cui viene fatta questa richiesta. Dopodiché abbiamo deciso di intervenire perché questo modulo venisse ritirato. Quanto accaduto conferma il grave pregiudizio nei confronti di rom, sinti e camminanti, dice la mediatrice culturale attivista rom Diana Pavlovic, giustificandolo come elemento per favorire l'integrazione. In causa viene chiamato anche l'ufficio scolastico regionale e la risposta non si fa attendere. La stessa direttrice Augusta Calenda, ascoltata sui moduli da consegnare alle famiglie, parla di iniziativa inopportuna e di qualche segreteria un po' troppo zelante, sempre se il modello spiega ancora non si tratti di farina del sacco dello stesso dirigente. Non far mai venir meno i principi di solidarietà. Da Chioggia il segretario di Stato Vaticano Cardinale Pietro Parolin ha parlato anche di immigrazione e di autonomia. Stiamo attenti perché se ci chiudiamo non risolveremo neanche i nostri problemi, ma non è per egoismo che ci apriamo, ma è una conseguenza immediata quella di creare ancora più difficoltà se c'è chiusura nei confronti degli altri, di chi sta peggio di noi. Chiudersi, respingere e basta chi vuole arrivare da noi non è la soluzione di un tema epocale come l'emigrazione. A Chioggia, per celebrare la Santa Messa di consacrazione della nuova chiesa dell'ospedale della ULSS 3, il segretario di Stato Vaticano, il cardinale vicentino Pietro Parolin, parla non solo di emigrazione ma anche di autonomia regionale. Il principio fondamentale credo che sia questo. Cioè dobbiamo capire che siamo una sola famiglia, che siamo tutti nella stessa barca e che se ci salviamo insieme e se ci perdiamo insieme. Quindi pensare di creare
ambiti di privilegio, ecco, magari anche dovuti a lavoro, a impegno, eccetera. Non credo che sia la strada migliore per affrontare i problemi del mondo d'oggi. Per il segretario di Stato Vaticano, anche in questo ambito esistono principi ai quali non si dovrebbe derogare. Non possiamo dimenticare chi sta peggio di noi. Il fatto di rivendicare per sé diventa veramente un problema perché bisogna veramente che quello che abbiamo lo mettiamo a disposizione anche senza togliere nulla a chi anche gode già di un certo benessere e di un certo livello di sviluppo. E ora la storia che arriva dal trevigiano da Macerata sul Piave, con un 51enne che ha chiuso in casa la compagna e la figlioletta, mettendosi poi al volante ubriaco e schiantandosi contro un albero. È stato arrestato, gli vengono contestati anche i maltrattamenti in famiglia. È rimasto ferito mettendosi alla guida ubriaco dell'auto della compagna e andando a sbattere contro un albero nel viale all'uscita di casa. Ma i poliziotti della stradale di Castelfranco, intervenuti martedì sera in via Piave a Salettuol di Macerata per quello che sembrava un banale incidente, hanno scoperto che c'era dell'altro. L'uomo, un 51enne brasiliano, ha compiuto quel gesto volontariamente, con quale intento rimane da capire. Prima di farlo ha portato via le chiavi dell'auto della convivente quarantenne, chiudendo poi in casa lei e la figlia di appena 10 anni, e per questo è stato arrestato per sequestro di persona e rapina e portato in carcere. La compagna accetta di dire poche parole senza farsi riprendere. In quel momento lui non ha chiuso la porta a chiave solo per uscire, perché voleva fare qualcosa, ma non perché mi teneva calze legate, ma è vero che non è. All'uomo vengono attribuiti anche maltrattamenti e lesioni per dei precedenti risalenti a 5 anni fa e la cinghiata che domenica ha inferto al braccio della donna ancora tumefatto. La compagna ha accettato di denunciarlo, l'alcol dice la causa principale di quello che è successo, non c'era stato quella sera nessun litigio. Alterati siamo noi che hanno litigato. Non abbiamo litigato quei giorni, non so proprio cosa è capitato. Adesso vediamo come va. Cosa ti auguri? Il bene per me, il bene per lui. Speriamo bene. Sia lui che la compagna lavorano nell'azienda agricola dove abitano con la figlia. Il 51enne è uscito di cella e si trova ora agli arresti domiciliari a Treviso a casa della madre. C'è stata l'ennesima ondata di maltempo, è ancora in corso, è partita dal Veneto orientale, da Portogruaro, vediamo delle immagini davvero impressionanti, il cielo si è fatto nero all'improvviso secondo i testimoni, ecco quello che vedete sulla carreggiata stradale è il ghiaccio, la grandine, la coltre di ghiaccio che si è creata subito dopo questo nubifragio molto intenso, si parla di un temporale con chicchi di grandine come pallina, la zona abbiamo detto più colpita, quella di Portogruaro, strade imbiancate come fosse neve, quindi vedete davvero impressionanti queste immagini che ci arrivano con strade che non sono state rese così da una nevicata, ecco, ma da grandine estiva, davvero pericoloso anche per chi le percorreva, che ci ha detto che chiaramente le auto, i camion insomma tendevano a slittare come davvero fosse stata una nevicata, l'ennesimo episodio di maltempo estremo che ora si sta spostando verso ovest e verso la Marca trevigiana dove sta piovendo in questa maniera e in questo momento e grandinando anche intensamente. Andiamo avanti perché c'è stato un tragico scontro sulle strade in realtà di Tenerife in località Santa Cruz, ma la vittima è un veneto, Andrea Mizzan, un 35enne di Padova, è morto mentre era a bordo della sua motocicletta. Non è chiara ancora la dinamica dei fatti, sul posto è intervenuta la polizia spagnola, i soccorsi arrivati sul luogo dell'incidente immediatamente non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane, morto quasi probabilmente per la gravità delle lesioni che presentava. Andrea si era trasferito sull'isola di Tenerife 5 anni fa, lavorava come musicista, la salma del 35enne dovrebbe arrivare in Italia la prossima settimana appena ultimate tutte le pratiche burocratiche. Perde il controllo dell'auto, si schianta contro degli alberi e una recinzione distruggendola, il conducente un 31enne albanese è vivo per miracolo, siamo nel Vicentino.
Arzignano, roccambolesco incidente in via del lavoro, perde il controllo dell'auto, un SUV BMW schizza a tutta velocità contro una serie di piante abbattendole. La folle corsa però continua finendo contro la recinzione di una conceria e distruggendola. L'auto alla fine carambola e finisce ruote all'aria al di là del muretto di recinzione. Il violento impatto ha fatto schizzare pezzi del motore del SUV che sono stati proiettati contro un'auto parcheggiata all'interno della conceria danneggiandola. Miracolato il 31enne albanese alla guida della macchina è rimasto comunque ferito e trasportato dagli operatori del SUEM 118 all'ospedale. Sul posto i vigili del fuoco che dopo aver estratto l'uomo dall'abitacolo hanno provveduto al taglio degli alberi abbattuti e a mettere in sicurezza i circa 20 metri di recinzione accartocciata. Sul posto per i rilievi dell'incidente la polizia locale di Arzignano, tra le ipotetiche cause dell'incidente anche la possibilità che l'uomo stesse guidando sotto l'effetto dell'alcol. Fuga di gas, esplosione nel pomeriggio nella sacrestia di una chiesa a Veggiano, nel Padovano, intervento dei vigili del fuoco, fortunatamente non si è registrato nessun ferito. Un incendio si è sviluppato nella sacrestia della chiesa di Veggiano in provincia di Padova per una probabile fuga di gas. Nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati sul posto con 2 automezzi hanno immediatamente spento il principio di incendio che ha interessato i locali posti nel retro della chiesetta. L'esplosione ha causato l'abbattimento di alcune porte e l'espansione dei fumi anche nella navata centrale, che non sembra abbia subito danni. Le operazioni sono terminate in serata dopo aver accertato se non vi fossero danni alla struttura. Grande commozione questa mattina a Marghera per l'ultimo saluto a Marianna Serena, angelo del Carnevale di Venezia del 2015, scomparsa ad appena 24 anni. Una folla commossa, composta da tanti giovani, per dare l'ultimo saluto a Marianna Serena, la 24enne scomparsa improvvisamente lunedì. Quando la bara lascia la chiesa parrocchiale San Pio X di Marghera, al termine del funerale, e sul piazzale risuonano le note della canzone Run Wild dei New Order, è tanta la commozione per una tragedia improvvisa quanto crudele. Marianna era stata la vincitrice del concorso delle Marie nel 2014, angelo del Carnevale di Venezia nel 2015. Aveva 19 anni quando si lanciò coraggiosamente dal campanile di Piazza San Marco, una giornata di festa che oggi appare lontanissima. Marianna è deceduta all'ospedale di Treviso dopo essere entrata in coma per un'emorragia cerebrale cui era seguito un arresto cardiaco. Il malore l'aveva colta mentre era a Vicenza con il fidanzato. Immediatamente soccorsa, era stata ricoverata prima a Thiene e quindi in elicottero a Treviso. Secondo i medici potrebbe essersi trattato di un problema congenito, impossibile da prevedere o diagnosticare. Marianna si era da poco laureata in moda e design e sognava una carriera da designer, un sogno interrotto bruscamente da una tragedia che ha scosso l'intera comunità. Lascia la mamma Luciana, il papà Mauro, vigile del fuoco a Mestre, e una sorella più piccola, Maria Sole, di 18 anni. Accanto alla sua fotografia fuori dalla chiesa, le parole pronunciate da Romeo a Giulietta nell'ultimo atto della tragedia di William Shakespeare. Occhi, guardatela per l'ultima volta, braccia, cingetela per l'ultimo abbraccio, e voi, labbra, porte del respiro, sigillate con un casto bacio, un contratto senza data. Voltiamo pagina, cambiamo argomento. Consegnata all'amministrazione comunale di Padova l'ultima palazzina di via Anelli. Nel quartiere sorgerà la nuova questura. A ottobre inizierà l'abbattimento degli stabili. Tra qualche mese le palazzine di Vianelli nel quartiere Stanga di Padova non ci saranno più. Parola dell'assessore ai lavori pubblici Andrea Michalizzi. L'area sarà del tutto bonificata e al posto dei palazzi abbandonati sarà realizzata la nuova questura. Un evento che si aspettava da anni e che al più presto vedrà il quartiere rinascere dalle macerie lasciate in Vianelli, storica strada dello spaccio di droghe e attività illecite. Ci sono voluti molti anni prima di dare il placet definitivo, ma sembra questa volta, dopo gli ultimi espropri, che sia la volta buona. Acquisiti 190 appartamenti che ancora mancavano, adesso si dovrà provvedere alla cantierizzazione dell'intera area. Dovrebbero partire, secondo l'assessore Michalizzi, subito dopo la pausa estiva. I lavori dovrebbero durare all'incirca 2 mesi.
incluso lo smaltimento delle macerie. Dal 2008 che la situazione è questa, ma finalmente oggi siamo a un punto di svolta, quindi a ottobre le ruspe, qui tutto andrà giù, consegneremo tutto al demanio dello Stato che ci darà indietro la Prandina, l'area della Prandina, e anche lì una grande operazione di riqualificazione per la città, questa volta nel centro storico, tutto in un unico provvedimento. I problemi potrebbero sorgere con l'abbattimento delle palazzine, tutto intorno è un centro abitato e quindi il comune dovrà preoccuparsi degli edifici sorti accanto Vianelli. Per l'assessore si userà l'acqua per abbassare la quantità di polvere, ma basterà? E inoltre nei palazzi c'è il rischio di trovare l'amianto. Come si procederà a quel punto? L'abbattimento delle palazzine di Vianelli nel quartiere Stanga avverrà alla fine dell'anno, ma noi ci domandiamo quando saranno abbattute, come avverrà, quale sarà il procedimento e soprattutto per le abitazioni che sono attorno al quartiere, alle palazzine di Vianelli, cosa accadrà? E soprattutto ci domandiamo, ma qui in queste palazzine c'è amianto? E quali saranno gli accorgimenti che l'amministrazione comunale di Padova prenderà? E ora parliamo del Piave, fiume sacro alla patria e ai Veneti, che con dispiacere avevano appreso che con il passaggio in Friuli di Sappada anche le sorgenti avevano cambiato regione. Ora uno studio approfondito da parte di una commissione di esperti riporta le sorgenti nella nostra regione. Il Piave è veneto, anche se Sappada e il relativo tratto sotto al Peralba è diventato friulano. A stabilirlo lo studio del professor Dal Paus su richiesta del governatore del Veneto Luca Zaia, avanzato oltre un anno fa. Lo spunto per ristabilire la sorgente del fiume sacro alla patria e ai Veneti parte dalla constatazione che ci sono più fonti che concorrono alla portata del fiume e quasi tutte in Val Visdende. Perché il Piave dovrebbe proprio partire dalla Val Visdende? Perché la superficie drenata da questo ramo della Val Visdende è maggiore di quella drenata dal ramo che sale verso Sappada. Perfetto. E questa potrebbe essere una motivazione. Generalmente, a parità di altre condizioni, una maggiore estensione della superficie comporta anche una maggiore portata, però questo bisognerebbe verificarlo con delle osservazioni sistematiche. In genere si stabilisce per sorgente la fonte principale, ovvero quella che per il Piave, sottolinea il professor Dal Paus, al momento viene impropriamente chiamata cordevole. Del resto la decisione di stabilire la sorgente nel territorio oggi friulano è degli anni 30 del secolo scorso, da parte di una commissione davvero poco tecnica. Nel 1936 mi sembra, una commissione stabilì che dei due rami del Piave, quello di Sappada chiamiamolo, e quello della Val Visdende, doveva essere considerato come sorgenti del Piave quello che era in testa al ramo di Sappada, ma bisogna dire che questa fu una decisione probabilmente presa sulla base di giustificazioni anche di carattere politico. Ora con studi più approfonditi e soprattutto fatti da esperti il risultato è ben diverso, anzi porta le sorgenti dove già gli austriaci le avevano indicate. Sono carte storiche, io adesso faccio riferimento a una carta del periodo austriaco e poi questa definizione di Piave di Val Visdende nelle carte più recenti è scomparsa, tant'è che in alcune carte quel ramo è chiamato cordevole di Val Visdende. Non si capisce perché. Soddisfazione da parte del governatore Zaia che ha chiesto questa commissione per ottenere un giudizio terzo da parte di luminari di riconosciuto valore ed evitare dispute campanilistiche e antistoriche. Ora ci fermiamo per qualche secondo, rimanete con noi.
Ancora in diretta con l'edizione regionale dei nostri telegiornali, ci spostiamo nel Vicentino per andare a sentire cosa ha combinato uno studente. Ha rubato l'estintore a scuola e l'ha spruzzato la schiuma sui passanti. La bravata di fine anno scolastico è costata cara a questo ragazzo. Sentiamo. Una bravata di fine anno scolastico è costata cara ad un giovane al momento dei fatti, minore, oggi 18enne, dell'Istituto Lampertico di Vicenza. Come mostra il video girato col telefonino, il ragazzo, tra petardi che scoppiano e le urla di giubilo degli studenti per la conclusione della scuola, non contento toglie dalla sua sede un estintore e comincia a spruzzare la schiuma un po' ovunque, contro i compagni che ridono ma anche passanti e un'auto che stava attraversando proprio in quel momento. Il giovane però non ha fatto i conti con gli effetti che la sua bravata poteva avere, visto che la scuola ha sporto querela per il furto dell'estintore, mentre la schiuma dello stesso ha costretto alcune persone a ricorrere alle cure dei sanitari, oltre ai problemi per la circolazione stradale. Alla fine lo studente immortalato nel video è stato deferito al Tribunale dei minori per furto aggravato e dovrà pagare una multa di 80 euro per le violazioni al codice della strada, un comportamento però che potrebbe aver avuto anche effetti nefasti sul suo esito scolastico finale. E ora l'appello di una cittadina che ha salvato un micino lanciato da un'auto in corsa. Cosa è successo a questo micio? Niente, stavo passeggiando qui dietro con i miei cani e ho visto una macchina fermarsi e una cosa buttata giù. Siccome buttano sempre immondizie pensavo fossero quelle. Poi ho sentito sto miagolio, perciò ho chiamato il mio amico Paolo, sono venuta a prendere la gabbia a trappola, siamo stati lì un po' di ore, tante. Il gattino era disidratato perché con sto caldo. Comunque siamo riusciti a prenderlo. Se non ci fosse stata la signora Fiorenza, questo micio non sarebbe certamente qui. Lo avevano lanciato da un'auto in corsa nella zona fra Bassano e Romano de Zelino e la bestiola è già fortunata a non essere morta nell'impatto con il suolo. Fine che purtroppo hanno fatto molti altri gattini negli ultimi giorni. Purtroppo è una brutta abitudine di delinquenti che... Cioè io dico, uno non deve per forza amare gli animali, però se li prende se ne deve prendere cura. Per sterilizzare una gattina il costo non è che sia il costo di una pizza, insomma. A questo punto è d'obbligo un consiglio perché si trova a gestire una gravidanza felina indesiderata. Darei un consiglio di sterilizzare le gatte. Adesso facciamo una conferenza con i sindaci perché l'ASL non sterilizza più nemmeno le colonie. E lei capisce che dove ci sono femmine nel giro di 2 anni diventano 200. Questo è il gattino che è stato salvato. Ci chiediamo con che cuore si possa lanciare un animale fuori da una macchina in corsa. Fiorenza sta cercando una famiglia per questo splendido gattino. Se volete contattarla potete trovarla al numero in sovrimpressione. E ora andiamo a sentire un aggiornamento sulle condizioni del piccolo Joe, su come sta andando in Florida dopo l'operazione. Ed eccolo il piccolo Joe pronto per essere dimesso oggi con il papà Bruno e i suoi primi giochi con il tutore piuttosto ingombrante che dovrà portare per diversi mesi dopo l'operazione, ma che gli permetterà, una volta guarito, di muovere i primi passi verso quello che sarà la guarigione definitiva. Con la flebo ancora attaccata al braccino, legato ad una stecca per permettere la sua funzione senza il rischio che la piccola peste, vivace e allegra, possa staccarlo. Ancora un po' e poi inizierà la sua nuova vita da convalescente nell'appartamento in Florida, che vedrà il piccolo e la sua famiglia rimanere per almeno 8 mesi ancora sotto stretta osservazione dei medici americani, che anche stavolta hanno operato un piccolo grande miracolo per il nostro guerriero veneto. Un campo di volontariato per il ripristino dei sentieri e dei percorsi montani a Villaga di Feltre, uno dei luoghi in cui la furia della tempesta Vaia ha lasciato segni tangibili di devastazione. Un'iniziativa trasversale coordinata da Comune, Legambiente Veneto e CAI di Feltre per rinsaldare il senso di comunità. L'afaccio privilegiato del municipio di Feltre sul Monte Tomatico rivela a poco più di 8 mesi dalla tempesta Vaia la caratterizzazione del versante alle cui pendici si trova la frazione di Villaga. Il verde degli arbusti che hanno resistito alla furia della tromba d'aria si alterna alle macchie marroni degli alberi schiantati, i cui tronchi sono ancora stesi al suolo.
Nei giorni immediatamente successivi alla tragedia che ha cambiato la morfologia del territorio feltrino, si era detto che il post-Vaia sarebbe stato estremamente lungo e oneroso. E così è, pur se l'emergenza è stata affrontata magistralmente. Ma c'è ancora molto da fare. L'iniziativa trasversale che partirà il prossimo 27 luglio e che vedrà in campo di nuovo il mondo del volontariato vuol dimostrare che qui non è mai mancato il senso di comunità. È un'operazione, un progetto di comunità, quindi non ci spingiamo proprio a guardare la quantità del lavoro, ma proprio la sensibilizzazione, quindi non mollare la presa e cercare di restare vigili per migliorare. È anche un punto per ripartire con le manutenzioni minute del territorio, quindi ripristinare un po' le buone abitudini che magari si stanno un po' perdendo. Il campo di volontariato per il ripristino di sentieri e percorsi montani vedrà in prima fila Lega Ambiente Veneto. I campi di volontariato sono un'esperienza che noi ormai da 28 anni promuoviamo in tutta Italia e servono non solo all'intervento post-emergenza, emergenziale, ma servono anche a ricucire le ferite, a dare una mano ai territori a ricucire le ferite che restano aperte dopo eventi catastrofici come è stata la tempesta Vaia. Con Lega Ambiente partecipano all'iniziativa l'Unione Montana Feltrina, il Consorzio Strada Silvo Pastorale Costa Longa Valgranda, l'ULS Dolomiti, a cui verrà donato il materiale utile per realizzare sculture da porre nel vialetto di accesso dell'ospedale, e il CAI di Feltre, che nella sua pagina web sta monitorando costantemente la situazione dei sentieri. I danni della tempesta Vaia sui sentieri non sono assolutamente da stimare e proprio a questo proposito abbiamo messo a disposizione sulla nostra pagina web un file riepilogativo all'interno del quale gli escursionisti possono vedere se il sentiero è percorribile con frane, percorribile con schianti, e vedere quante piante, di che dimensione e a che quota si trovano, e quindi se ci sono le condizioni per percorrere l'itinerario in tutta sicurezza. Prima di salutarvi vi annuncio che a grande richiesta ci sarà una replica su Rete Veneta, nella fattispecie domani domenica alle 15:30, del Focus in cui è intervenuto per parlare di autonomia il presidente del Veneto Luca Zaia. Domani dunque alle 15:30. È tutto per questa sera, io vi ringrazio e vi lascio alle previsioni del tempo per domani. Una buona serata e una buona domenica, arrivederci. Benvenuti al Meteo. Non cambia il tempo sulle nostre regioni, la situazione sarà sostanzialmente la stessa. Domenica infatti avremo un tempo variabile, in particolare sui settori alpini. Nel dettaglio sul Veneto avremo un ampio soleggiamento e cielo al massimo poco nuvoloso, specie al mattino. Dal pomeriggio più nubi con qualche veloce temporale sui monti e fin verso le pianure veronesi e vicentine. In genere si manterrà stabile invece altrove. Temperature sempre invariate con minime tra 14 e 20 gradi, massime oscillanti invece tra 27 e 28 gradi. Tanto sole sul Friuli Venezia Giulia, al mattino il cielo risulterà infatti al massimo poco nuvoloso, poi non si escludono dei piovaschi come vediamo sui rilievi alpini. Temperature minime tra 15 e 21 gradi, massime oscillanti invece tra 25 e 27 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove il sole sarà protagonista al mattino. Col passare delle ore saranno possibili occasionali acquazzoni un po' su tutta la regione, localmente anche intensi. Temperature minime tra 15 e 17 gradi, massime sui 30 gradi. Bene, dal meteo è tutto. Arrivederci.